Cara Alessandra, è da qualche anno che non si vedeva una nevicata così abbondante qui al Musi. Il Chiadin sembra davvero un cono di panna montata. Con tutta questa neve, le sorgenti del Torre saranno sicuramente generose per un lungo periodo di tempo. Peccato che le nostre montagne non siano altrettanto inzuppate d'acqua anche durante l'estate. Tua zia diceva sempre che questa è una delle zone più piovose d'Europa, ma quando non piove o non nevica, la vegetazione soffre e le pietre si arroventano, come 2 anni fa. È la solita storia. L'acqua scende nelle profondità di questo grande catino e ricompare alla sorgente. Sui versanti meridionali del Musi, nulla. Solo un deserto che guarda il cielo e le nubi che, dall'Adriatico, cariche di umidità, portano la vita nei magri fazzoletti erbosi della montagna. Una vita che va e viene secondo gli umori del tempo. Al tuo ritorno andremo a curiosare come una volta i torrentelli dopo la pioggia. A presto. La catena del Musi è un gruppo montuoso molto selvaggio con orientamento est-ovest che supera di poco i 1800 metri di quota ed è chiuso tra il Monte Plauris e la Val Resia. Tra le ghiaie che raccolgono le precipitazioni in questo grande bacino sgorga silenziosamente un'acqua purissima che alimenta uno dei torrenti che hanno conservato la propria identità naturale, il Torre. Le copiose precipitazioni del Musi alimentano anche molti ruscelli che scavano nella roccia profondi e tortuosi solchi levigati. Dalle sorgenti il primo paese lungo la sponda destra del torrente è Pradielis, proprio a 2 passi da Vedronza, dove il Torre sembra dare spettacolo con scenografie di prim'ordine. Da Vedronza una serie di tornanti, proprio sotto le numerose cime del Gran Monte, salgono a Lusevera e a Monte Aperta. Dalla bella chiesetta della Santissima Trinità del 1455 si dominano le fitte e selvagge foreste che ammantano i rilievi della zona. Tra Nimis e Tarcento, sullo sfondo degli scoscesi profili prealpini tra casolari sprofondati in una fitta e selvatica vegetazione, il panoramico villaggio di Villanova richiama le sue ormai celebre grotte, perfettamente visitabili, che preludono al complesso mondo carsico che si sviluppa per oltre 30 chilometri e caratterizza tutta la zona del Monte Bernadia e della vicina Valle del Cornappo. L'acqua che scorre in questa grotta in parte arriva dall'esterno, in parte non lo sappiamo perché proviene da moltissime falde sotterranee. Noi vediamo solo dei piccoli arrivi d'acqua all'interno della grotta da cunicoli o fessure, però sappiamo dove finisce, perché praticamente arriva nel ramo dei sifoni che inghiotte tutta l'acqua che scorre in grotta ed esce in una sorgente a Vedronza che poi si getta nel torrente Torre. Dopo aver percorso un lungo canyon scavato tra il Monte Bernadia e il Monte Stella, il Torre offre a Zomeais uno spettacolo inconsueto in questa parte del Friuli, le cascate di Crosis, che si raggiungono scendendo sul greto del torrente dall'abitato di Casemicco. Queste cascate non sono propriamente un fenomeno naturale, sono infatti il risultato di uno sbarramento artificiale costruito alla fine del 1800 dall'intuizione di un illustre ingegnere che ha dato il nome ad un importante istituto tecnico di Udine. Questo è un sito molto interessante dal punto di vista geologico. Qui in pratica, tra 120 e 160 milioni di anni fa, il fondo del mare si è sollevato fino a produrre questi strani fenomeni geologici. Qui a Crosis, nell'Alta Val Torre, il genio di Arturo Maglignani realizzò uno dei primi impianti idroelettrici servito da una piccola diga, addirittura a livello mondiale. Siamo alla fine del 1800 e fu costruita questa diga alta quasi 35 metri per catturare le acque del Torre e alimentare un impianto idroelettrico che seppur ramodernato è ancora oggi in funzione. Malegnani pensò di costruire quell'impianto per alimentare un altro progetto, cioè il tram di Udine, che fu realizzato dopo. In realtà quell'impianto fu venduto a una società veneta per alimentare un opificio, il cascamificio Seta. Con tutta probabilità la bellezza di Tarcento si deve principalmente agli angoli romantici che il Torre offre nel suo percorso cittadino e agli scorci panoramici sull'anfiteatro alpino.
Molti anni fa i giovani del paese usavano andare nel Torre a fare il bagno nei punti più profondi. I rischi però non sono da sottovalutare e certe imprudenze possono avere serie conseguenze. Io stessa sono stata protagonista di un serio incidente che poteva anche costarmi la vita proprio per aver sottovalutato questo splendido e meraviglioso torrente. Nel suo viaggio da Tarcento, il Torre lambisce piccoli gioielli architettonici della cultura friulana, come la celebre chiesetta di Santa Eufemia di Segnacco, risalente all'XI secolo, e vari edifici rurali che fondono i diversi stili della tradizione locale. Villafredda custodisce un antico borgo medievale appartenente all'antica famiglia mantovana dei Liruti, che ancora oggi è perfettamente inserito in una cinta muraria dotata di alcune torri, tra le quali spicca quella circolare e quella di ingresso, dal caratteristico colore rosso. Il Torre è alimentato da diversi affluenti. Uno dei più importanti e più scenografici è senza dubbio il Cornappo, che ha scavato una spettacolare forra nei candidi banchi di calcare tra il Monte Bernadia e il Monte Plaiuno. In questo tratto, fatto di pozze, pareti a strapiombo, acque smeraldine e marmitte, si apre il tratto terminale dell'imponente abisso Vigant, che ha origine nei pressi di Villanova delle Grotte. Il Cornappo incontra il Torre in località La Motta, un meraviglioso angolo naturalistico ben conservato a 2 passi da Nimis. In questo tratto pianeggiante, incorniciato da ordinati vigneti, dolci profili collinari ricchi di prati stabili e boschetti, l'aspetto più interessante è l'elevata diversità floristica. In primavera è facile imbattersi in copiose fioriture di crocus e di bucaneve che ammantano ogni piccola prateria e che annunciano le maestose fioriture tardo primaverili. È in questa oasi che il Cornappo versa le sue acque nel Torre. In lingua friulana, il torrente Torre diventa femmina e diventa la Tor. Le acque assumono i colori che mescolano le tonalità del cielo con quelle della vegetazione. In ogni stagione la tavolozza dei fondali contrasta comunque con le tinte calde dell'autunno e quelle più decise della primavera. Dalla zona montana delle sorgenti fino qui a Zompita, l'acqua del Torre è utilizzata in 2 punti particolari, uno alla dighetta di Crosis per l'uso idroelettrico e poi sulla sponda destra, prima di Zompita, sulla piana di Sant'Agnese, dove ci sono le prese dell'acquedotto per portare l'acqua a Udine. Il legame appunto tra Zompita di Reana e Udine fa anche il pari con l'angelo che è in cima al campanile della frazione di Zompita e quello che è in cima al castello di Udine. Dalla Motta, una bella strada tra prati spumeggianti da gelsi secolari e aperti panorami conduce al territorio del Roiale. Il paesaggio del Torre è spesso condizionato dalle luci dei frequenti temporali primaverili. Le colline di Savorgnano e i profili delle Prealpi danno forza a questi ambienti di grande respiro. Anche una breve passeggiata lungo le sponde offre un grande senso di serenità. In questo tratto le acque rallentano la loro corsa nella piccola diga di Zompitta. Il torrente Torre raccoglie le acque di un bacino idrografico che corrisponde all'anfiteatro delle Prealpi Giulie e che è uno dei siti tra i più piovosi della regione e d'Europa, però le precipitazioni sono molto variegate nell'arco delle varie stagioni, da cui appunto il regime torrentizio, per cui abbiamo notevoli picchi di flusso d'acqua di portata in corrispondenza delle piogge intesse, soprattutto quelle autunnali, e lunghi periodi di magra, cioè di bassa quantità d'acqua, soprattutto nel periodo estivo e durante il periodo più freddo dell'inverno. Lo sbarramento qui a Zompita è stato realizzato negli anni 30, ma le prime deviazioni dell'acqua nelle rogge risalgono addirittura al 1300 per portare l'acqua dove non c'è in condizioni di periodo di secca. Nel periodo invece di piogge abbondanti il flusso del Torre si ingrossa
però le acque si infiltrano per poi riemergere nella famosa linea delle risorgive a valle di Palmanova tra Visco, Aiello e Cervignano. L'acqua delle rogge del Roiale non manca quasi mai, anche se il Torre è privo di acque che scorrono in superficie. Alle spalle di Zompitta i modesti colli di Savorgnano danno spettacolo grazie all'intreccio di poderi coltivati a vite che si affacciano direttamente sulla pianura friulana. In lontananza, verso ovest, si scorgono i profili prealpini che dominano Pordenone e quello del Piancavallo in particolare. Poco sotto è la chiesa di Savorgnano e le belle facciate di alcune ville nobiliari del Roiale a rendere piacevole la scoperta di dettagli che talvolta sfuggono allo sguardo, una meridiana, un cortile rustico o le tante chiese che identificano i borghi del territorio, spesso offeso dalla mancanza di civismo di pochi. Questo è un sito naturalistico di grande pregio, anche se non viene adeguatamente valorizzato. Tuttavia a volte bisogna fare i conti con la maleducazione della gente. Una prova di questo disinteresse per l'ambiente sono i rifiuti che talvolta lordano le stradine lungo le sponde. Il sistema delle rogge oggi serve ancora a scopo irriguo, ma sostanzialmente le rogge hanno una valenza paesaggistica e loro hanno questa funzione molto importante di corridoio ecologico. Le rogge sono indissolubilmente legate ai mulini che affondano le pale della ruota idraulica nelle acque tranquille che attraversano paesi e campagne. Le tre rogge che lambiscono la città di Udine fondamentalmente partono tutte e tre dal Torre. Hanno origine a Zompitta, sono molto antiche, i primi documenti risalgono addirittura al 1171, sono tutte rogge artificiali. Si può considerare in certi punti anche naturale, considerando che il Torre non ha degli argini suoi naturali. Quando c'erano le stagioni delle grandi piogge le acque fuoriuscivano, andavano in giro per le campagne e formavano dei meandri. Le acque delle rogge servivano a portare l'acqua alla città di Udine per usi domestici e a beverare gli animali. In tempi più recenti queste acque venivano utilizzate sia per l'irrigazione che a scopi industriali. Una delle tre rogge, quella principale, quella di Udine, fiancheggia la sponda destra del Torre, attraversa Udine, va fino a Mortegliano, a Mortegliano va dentro nel Cormoro. La roggia di Palma prende origini dal canale principale e dalla roggia di Udine, prosegue lungo la sponda destra del Torre, attraversando i paesi di San Bernardo, Godia, Beivars, dalla città di Udine esce fuori e finisce nelle mura di Palmanova. L'ultima delle tre rogge è la Cividina che va giù sulla sponda sinistra del Torre. Praticamente l'acqua del Torre è presente fino a Zompitta alla chiusa. L'acqua che attraversa i paesi è in genere sinonimo di vita e il Torre, seppure nella sua porzione più a nord, ospita un interessante patrimonio ittico. Il Torre è un torrente che, pur attraversando zone abbastanza antropizzate, comunque mantiene un buon grado di naturalità e una buona qualità delle acque. La trota è distribuita soprattutto nel tratto più alto del torrente, soprattutto fino a Tarcento, e da lì in giù fino qui a Zompitta presentano anche cavedani e barbi che amano un'acqua un po' più calda e tollerano un tasso di ossigeno nell'acqua anche inferiore rispetto alla trota, che è molto più delicata. Il flusso costante dell'acqua durante tutto il periodo dell'anno va dalle sorgenti fino più o meno alla diga di Zompitta. Un torrente che ha conservato la sua naturalità come il Torre ha contribuito nei secoli a disegnare la struttura ghiaiosa dei terreni circostanti con i quali gli agricoltori devono fare i conti. Una volta qui erano tutti prati, si falciava quel po' di fieno che veniva ogni anno. Bisognava avere l'aiuto del buon Dio perché piovesse, perché lì c'è un bisogno assoluto di acqua ogni 4-5 giorni. Le stagioni sono cambiate, le difficoltà sono aumentate. Il Torre ci ha lasciato queste terre, purtroppo dobbiamo convivere e andare avanti e trovare delle soluzioni adeguate per poter continuare, insomma. L'alveo del torrente Torre
È sostanzialmente ancora un alveo naturale, per cui dalle Alpi fino a tutta la pianura non ha subito le tipiche canalizzazioni dei fiumi del nord Europa. Lungo gli argini naturali si incontrano spesso prati stabili e boschetti che si alternano a campi coltivati in uno scenario ricco di specie vegetali. Questi terreni sono alluvionali e sono ricchissimi di scheletro e privi di irrigazione. Le colture che si adattano a questi terreni sono le colture invernali e la soia. Agli annali si ricorda la piena disastrosa del settembre 1920 in cui il Torre esondò da Udine fino a Cervignano e per cui in seguito furono realizzati gli argini, però è monito che prima o poi il Torre può di nuovo fare paura. Sicuramente le piene del torrente sono temibili, ma molti paesi, come ad esempio Pradamano, non hanno sofferto particolarmente per l'irruenza dell'acqua nel tormentato percorso verso valle. E a Pradamano, come in altri comuni che sfiorano il torrente, si sono conservati magnifici palazzi nobiliari che impreziosiscono le vie del paese. I suoli ghiaiosi sono il frutto del lungo lavoro dell'acqua nel corso dei secoli, suoli spesso avari e siccitosi, condizionati dall'enorme quantità di ciottoli e di sabbia portata a valle dalle frequenti alluvioni che impongono scelte agronomiche molto mirate. La vite che viene coltivata sui terreni del Torre è una vite che vive un po' sacrificata. Sono terreni poveri, ricchi di ghiaia, alluvionali, però danno un prodotto importante, ideale per vini leggeri, di pronta beva, vini bianchi soprattutto. E quindi si tratta di terreni alluvionali, ricchi di ghiaia, molto drenanti, quindi la vite non soffre di ristagno idrico. Questi terreni diventa importante avere la possibilità di effettuare un'irrigazione. Le varietà che si adattano meglio a questa tipologia di terreno sono comunque varietà bacca bianca e si avvantaggiano magari dell'escursione termica che viene data proprio dalla tipologia del terreno. Tra i colli eocenici che si spingono a oriente di Buttrio e la città di Udine, la campagna attraversata dal Torre regala dei paesaggi sempre diversi. A partire dal XVI secolo le ville nobiliari hanno svolto una funzione residenziale associata alle attività agricole. La natura, per quanto manipolata dalle necessità dell'uomo, ha comunque conservato qui i suoi caratteri, che mettono in luce ancora oggi un ambiente sano, in cui tutti i processi biologici possono svilupparsi senza condizionamenti in una nicchia dove l'acqua non è sempre presente. Poi le acque si immergono nel materasso ghiaioso e spariscono in subalveo. I paesi che si affacciano sulle sue sponde sono spesso caratterizzati dalla presenza di interessanti borghi rurali, come quello di Clauiano, che risale all'epoca medievale. L'architettura è tipicamente friulana, con il fronte principale affacciato sulla strada che apre il classico portale di accesso arcuato, spesso ornato da preziosi fregi gentilizi. Naturalmente il materiale da costruzione è il sasso, che lungo il Torre è un elemento assolutamente abbondante. Il Torre è caratterizzato da un regime torrentizio, ma questo non gli impedisce di giocare il ruolo di protagonista con un suo blasonato affluente. Il fiume Natisone, infatti, nasce in Slovenia proprio a 2 passi dalla catena dalla quale prende avvio il Torre. Poco dopo rientra in Italia e tra forre e suggestivi angoli perduti termina la sua corsa di 60 km tra le ghiaie del Torre, tra Manzano e Trivignano Udinese.
Ecco, qui si vede bene la confluenza del fiume Natisone con il torrente Torre. In questo punto non è lontano da qui e questa strada porta qui alla vecchia dogana. Il corso dei fiumi non è quello che era nemmeno 300-400 anni fa. Plinio è morto durante l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Plinio a un certo punto scrive, o dopo aver nominato tutti i fiumi della Decima Regio, Venezia e Tistria, a un certo punto dice Natiso cum Turro prefluentes Aquileiam coloniam eccetera. Allora il Natisone con il Torre scorrono davanti ad Aquileia. Praticamente, se noi diamo fede a Plinio, dobbiamo pensare che il Torre assieme a Natisone sfociavano nel mare. Vuol dire che la geografia dei corsi d'acqua è cambiata radicalmente nel tempo. La confluenza tra i due corsi d'acqua non è facilmente accessibile e offre comunque un sito naturalistico molto vario. Dove il Torre e il Natisone si incontrano vi sono molte aree particolari che mostrano la classica vegetazione termofila delle zone aride. La chiesetta di San Michele annuncia l'ingresso di Trivignano, che presenta interessanti edifici storici a poca distanza dal letto del torrente e dalle sue acque dai riflessi turchesi. A poca distanza da Trivignano Udinese, sotto gli attuali argini del Torre, passava il confine tra l'Italia e l'impero austro-ungarico. Dogana Vecchia è un posto storico, segnava i confini con l'Austria ovviamente, con il regno lombardo-veneto e il regno di Liria per il periodo del 1815, poi c'è stato il periodo del regno lombardo-veneto con l'impero austro-ungarico nel 1866. Il confine è rimasto con l'impero austro-ungarico fino al 1918, poi è rimasto territorio italiano. Nella prima guerra mondiale esisteva un trenino che forniva le truppe militari, che partiva da Palmanova, da Resano, da Cervignano, da Strassoldo, da Cividale, e per fornire tutto quello che serviva, anche le munizioni. Ancora oggi è ben conservato l'edificio della dogana, con le sue storie di contrabbandieri. Durante la prima guerra mondiale qui c'era molto contrabbando, specialmente di zucchero, poi di caffè, sigarette, e usavano tutte le strategie per poter fare il contrabbando. Lasciata la dogana vecchia alle spalle, Nogaredo al Torre conserva un antico borgo di sassi e mattoni e una splendida e armoniosa villa veneta, la Villa Gorgo. In tema di idraulica, l'alveo del Torre racconta una storia tutta particolare, fatta di esondazioni e di acque nervose che talvolta scappavano lungo le strade e le campagne. 600 anni fa circa, l'acqua non correva dove corre adesso. Questa mappa è stata copiata dall'originale del 1750. Qui è in Torre che non ha ancora argini. L'acqua andava un po' dappertutto. Alla fine della prima guerra mondiale una grossa inondazione ha colpito tutta la zona qui di San Vito, Nogaredo eccetera, perché l'acqua era alta 4-5 metri. Il territorio di Campolongo Tapogliano è ricco di affascinanti dimore storiche che testimoniano il dominio della Serenissima prima e dell'impero asburgico poi. L'architettura di numerosi edifici pubblici e privati conferiscono al paese un tocco di signorilità in un contesto rurale a 2 passi dal Torre. Appena fuori dall'abitato, il torrente si incanala in qualche tratto in un alveo più ristretto e meno ghiaioso, che lo fa assomigliare ad un classico fiume di pianura. Dove le acque riaffiorano dalle ghiaie in prossimità di Turiaco, siamo proprio all'estremità della pista dell'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari. Questo tratto del torrente è caratterizzato da depositi alluvionali che sono condivisi anche con il vicino fiume Isonzo, nel quale queste acque confluiranno tra pochi chilometri. Tra Pieris e Turriaco si osservano chiaramente le acque del Torre, che terminano la loro corsa dentro quelle dell'Isonzo. Un viaggio iniziato dalla piovosa catena dei Monti Musi, che ora sono appena percettibili all'orizzonte,
e che guardano le acque partorite dal proprio ventre tuffarsi in quelle più calde e salate dell'Adriatico.